Per la festa della Madonna del Carmelo a San Giovanni Gemini la storia rivive con gli abbatellis Branciforti e i tesori delle chiese. Ascoltiamo la presidente del gruppo storico, Irene Catarella. Deve sapere che arrivato a un certo punto i miei figli muoiono, quindi io resto vedova e senza figli. E secondo voi perché mi sono affidata alla Madonna? Perché la Madonna aveva perso pure un figlio, è vero o no? Aveva avuto una vita difficile. E perché la Madonna del Carmelo? Voi sapete perché la Madonna si chiama questa qui Madonna del Carmelo? Voi sapete che cos'è il Monte Carmelo? L'avete mai sentito dire? Ebbene, vi dico che nell'Antico Testamento esisteva un profeta che si chiamava Elia, penso che l'abbiate sentito forse, no? Questo profeta Elia voleva vedere Dio e Dio gli disse: io mi farò vedere, sali sul Monte Carmelo. Quindi Carmelo è il nome di un monte. Questo profeta comincia a salire e pensa, secondo voi, che Dio dove si trova? Nella tempesta, no? La forza, nell'uragano. E invece sente la tempesta, ma Dio non si fa sentire. Sente l'uragano mentre sale sul monte e Dio non si fa sentire. Arriva a un certo punto, sente un venticello leggero e lì c'era Dio. Quindi che cosa rappresenta la Madonna del Carmelo? Il coraggio, la forza di scalare la montagna, che vuol dire di affrontare la vita, ma nello stesso tempo la tenerezza di una madre. Ecco perché io, Margherita Batellis, mi sono affidata alla Madonna del Carmelo. E vi devo dire, che c'è la storia, che mi sono imposta. Ho preso i carmelitani, come diceva Nicola, nel 1533, a Cammarata ho preso i carmelitani e li ho spostati qua. Quelli che erano qui, chi c'era qui? San Giovanni, con la confraternita di San Giovanni Battista. Indovinate dove li ho spostati? A San Giovannuzzo. Per questo si chiama San Giovannuzzo, quello che era il comitato di Gesù Nazareno o il comitato della Madonna del Carmelo. Ci siete? Quindi San Giovannuzzo è diventata la chiesa di San Giovanni. E qua, nel 1533, io, Margherita Batellis, ho stabilito che la chiesa fosse dedicata alla Madonna del Carmelo. Ci siamo? Quindi sta devozione dalla Madonna del Carmelo qua a San Giovanni da quando c'è? Dal 1533. Siamo nel 2025. Vi rendete conto quanti secoli sono passati? Questo a significare che i miei, i nostri discendenti e tutti noi portiamo nel cuore una fede radicata. Quindi noi siamo felici che continuate questa devozione alla Madonna e vogliamo finire salutarvi con una preghiera che la nostra principessa Roberta vi leggerà. È una preghiera ovviamente per la pace, quindi quando finirà di leggerla diremo tutti amen, augurandoci che ci sia pace. Come ai tempi antichi continua a esserci pace adesso. Maria Santissima del Carmelo, intercede presso suo Figlio e il nostro Signore Gesù, affinché conceda a noi, alle nostre famiglie e al nostro intero la pace e mai più guerre. Tutti insieme diciamo Amen. Inizialmente posto sull'altare maggiore della chiesa, posto della Madonna del Carmelo. Il quadro rappresenta la Sacra Famiglia insieme a San Giovanni Battista, piccolo, la figura che avrà Gesù Bambino, la Sant'Anna e San Giovanni. Il quadro è stato oggetto di un restauro presso l'Istituto di Restauro di Palazzo Batellis ed è stato attribuito a Pietro Lazzaro. Pietro Lazzaro era un pittore di Racconto che si formò intorno ai primi anni del Seicento proprio a Palermo presso la bottega dello Sotto di Nanci, un allievo o comunque uno che si ispirava molto alla pittura del Caravaggio. Siamo col sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, sindaco nel 2025. Sindaco, che cos'è questa notte mariana per noi qui a San Giovanni Gemini? È la devozione alla Madonna del Carmelo?
Intanto diciamo che il comitato è molto devoto alla Madonna del Carmelo e si organizza questa bellissima serata, la serata mariana, proprio dove ci sono tanti e organizzano nei vari quartieri del paese delle rappresentazioni, dei giochi, proprio per rappresentare al meglio qual era la devozione storica nei confronti della Madonna del Carmelo. E poi che dire, voi rappresentate bene una parte di storia e altrettanto oggi rappresentiamo l'attualità e quindi è qualcosa di bello raccontare la storia e quindi attraverso la storia la cultura del nostro popolo e quindi farla rivivere alle nuove generazioni, quindi complimenti a voi in particolare. E in suo onore ricordiamo che lo stemma dei Branciforti, una delle famiglie che rappresentiamo, è lo stemma di San Giovanni Gemini, che è un simbolo di forza e di coraggio perché è un leone con le zampe mozzate. Dovete sapere che il capostipite dei Branciforti ha avuto tagliate le mani e nonostante questo ha continuato a combattere, quindi San Giovanni Gemini nasce all'insegna del coraggio e della forza. E nel 2025 credo che serva tanta forza e coraggio per andare a amministrare bene, per il bene sempre della comunità. Siamo qua per questa notte mariana nella chiesa madre di San Giovanni Gemini, dedicata a San Giovanni Battista, con il nostro arciprete Don Gianluca Arcuri, che ha allestito una mostra speciale. Vero Don Gianluca? Parla. Buonasera a tutti. Questo evento serale rientra nella Notte Bianca Mariana, come diceva Irene, all'interno dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo. E qui in Chiesa Madre, che questa sera diventa uno dei tanti siti che andremo a visitare, è stata allestita l'esposizione dei tesori della Chiesa del Carmine e della nostra Chiesa Madre. In maniera molto breve e veloce, vi spiego che cosa è stato allestito. Siamo sul presbiterio, sotto l'altare di Gesù Nazareno, e qui troviamo l'esposizione degli argenti, gli ostensori, i calici, la pisside più antica, la croce astile, la corona argentea della Madonna del Carmelo e il turibolo, che sono degli argenti risalenti al XVIII secolo. L'angolo con i parati riguardanti il Corpus Domini, la festa per eccellenza istituita da Papa Eugenio IV nel 1260. Qui sui banchi trovate l'antico baldacchino, che è proprio un ricamo, avvicino al telefono, è un ricamo di oro su seta, sempre risalente alla metà del XVIII secolo. Nel transetto destro troviamo degli elementi che ci rimandano a delle confraternite che erano state istituite qui a San Giovanni Gemini. Ormai rimane pochissimo. Possiamo ammirare nella cappella del tabernacolo questo antico telo con l'ostensorio, è un telo in filè, lavoro di filè, che risale agli inizi del Novecento. È stato realizzato perché vi era qui a San Giovanni la confraternita del Santissimo Sacramento e si pensa che è un periodo particolare, periodo anche quando è vissuto Don Michele Martorana. Troviamo nella parte iniziale della Chiesa Madre, nella navata sinistra, in questo caso la navata sud, dove è collocata l'antica tela del Nazareno. Questa tela si pensa, anche secondo la storia del De Gregorio, era collocata nell'altare maggiore prima che arrivasse il crocifisso nero. E questa tela raffigura proprio la crocifissione con la Madonna, San Giovanni Battista e il santo in ginocchio con accanto il cappello cardinalizio, San Girola. Batellis Branciforti, conti di Cammarata e duchi di San Giovanni Gemini, rappresentiamo la dinastia dei Branciforti, come vedete, il cui stemma è lo stemma di San Giovanni Gemini. Lo stemma dei Branciforti, il leone rampante su campo azzurro con le zampe mozzate, è proprio lo stemma dei Branciforti. E io rappresento Margherita Batellis, che era la nonna di Ercole Branciforti e quindi colei la quale poi ha portato la devozione della Madonna del Carmelo qui
qui a San Giovanni Gemini, quindi la chiesa madre, come diceva il nostro arciprete, e la chiesa del Carmine sono strettamente connesse. Perché San Giovanni e non San Girolamo? La storia dice che a quanto pare il primo abbatellis che abbia acquistato qui la contea di Cammarata era Giovanni Abbatellis, e quindi in onore di questo Giovanni la prima cappella laddove ora sorge la Madonna del Carmelo era la cappella di San Giovanni Battista. Ecco perché è continuata questa devozione. La nostra chiesa madre è dedicata appunto a San Giovanni.